Il percorso è ancora lungo, ma il primo passo è stato giudicato proficuo dalle parti. Questo è il termine usato nella nota della Regione Veneto diffusa nel tardo pomeriggio, a margine del primo tavolo sull'Idel Standard, dopo l'annuncio shock al Ministero del 27 ottobre con l'azienda intenzionata a chiudere lo stabilimento storico di prodotti sanitari della Valbelluna. 500 lavoratori a casa, il doppio se si guarda l'indotto. Sindacati, dirigenza aziendale, Confindustria Belluno Dolomiti, Mise si sono confrontati per ore, coordinati dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Le parti hanno iniziato il confronto sulle condizioni necessarie per favorire la reindustrializzazione del sito produttivo con salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso una ricerca strutturata di un soggetto industriale. Insomma, c'è la disponibilità anche da parte dell'attuale dirigenza a trovare un acquirente. Certo, serve un nuovo progetto industriale capace di stare sul mercato. Il tavolo si riaggiorna l'11 novembre sempre nella sede di Veneto Lavoro. Nel frattempo le parti approfondiranno gli aspetti tecnici. Si salvi la fabbrica o sarà lotta senza esclusione di colpi, la posizione ribadita da lavoratori e sindacati.